Io allora chiamo il poliedrico professor Colomba, da qualche parte c'è, non vedo perché, è qua, scusate, e il dottor Bernardi di Remax, il dottor Lorenzone di Revis, il dottor Martinelli di Banca Etruria, il dottor Masi di FreeCar, oltre al dottor Ziero. L'unica cosa che io la rivolgo al professor Colomba, che dopo gliela rivolga a lui, in maniera tale che magari... Ecco, questa è la domanda. Io volevo fare una domanda di questo genere al dottor Ziero, ma che però non mi sta badando in questo momento. Mi scusi, dottor Ziero, io volevo chiedere una cosa in merito all'esposizione che ha fatto lei. Voi siete una grande banca, una grande azienda, ma quelle strutture che voi avete messo in piedi per rivendere immobili, nautico, eccetera, eccetera, sono strutture piuttosto corpose, piuttosto importanti, suppongo. Una piccola media società di leasing può permettersi di fare altrettanto? Sì, diciamo, mi sentite? Sì. Una piccola società di leasing, cioè diciamo, il tema è lo stock, cioè quanti pezzi devi gestire. Una piccola società di leasing, se ha pochi asset da gestire, probabilmente con due specialisti, uno sul targato e sullo strumentale e uno sul real estate, diciamo, finché sono, non lo so, 50 immobili, io penso che un gestore di portafoglio che ha 50 immobili da vendere in un anno li possa gestire, a fatica, però ci può provare, diciamo. Cioè, dipende molto, bisognerebbe fare il rapporto, no? Cioè, dire quanti FTE ho e quante unità ho, perché diciamo, per poter rispondere alla sua domanda. Noi abbiamo deciso sul nautico, abbiamo 6 persone che vendono le imbarcazioni, sul real estate abbiamo 6 persone che fanno quel mestiere, e sullo strumentale ne abbiamo di meno perché abbiamo esternalizzato molto, per cui le persone di fatto non vendono ma fanno più un lavoro di integrazione, ma parliamo sempre di una decina di persone in tutto, anche su strumentale targato. Quindi diciamo, perché il nostro portafoglio è molto grosso come sapete, quindi diciamo ovviamente abbiamo deciso, tra l'altro riconvertendo personale che faceva new business, per cui è proprio, come dire, il segno dei tempi, è cambiato tutto. Le reti commerciali che prima erano molto dimensionate per fare il business del 2007 e del 2006 oggi evidentemente non servono più, quindi gli stessi colleghi e le colleghe sono stati diciamo, spostati su un'attività completamente nuova, per cui alla fine il saldo per noi, devo dire, a parte alcune figure tecniche dove, essendo noi una società di leasing, non abbiamo personale, diciamo, di estrazione molto tecnica, quindi geometri, quindi periti nautici, quindi architetti, ingegneri, a parte queste figure tecniche chiave che abbiamo assunto, preso dal mercato, per il resto è stato più un processo di riconversione interna. Quindi può essere, secondo lei, determinante la dimensione della società nel ricorso all'outsourcing piuttosto che all'insourcing? Perché comunque lei parlava adesso di più di 10 persone complessivamente dedicate a questa attività. In una piccola società di leasing ci sono società che arrivano magari a 20-30 persone impiegate, sì. Sarebbe un numero troppo importante. Guardi, devo dire, la tecnologia in questo senso aiuta. Noi vendiamo 250 targati al mese in asta, perché ne abbiamo 60.000 in portafoglio. Allora 250 al mese, facciamo 2 aste al mese, francamente che ci sia una risorsa, che ce ne siano 5 o nessuna è la stessa cosa. Cioè, diciamo, una volta che viene costruito il processo e esternalizzato, il costo per l'azienda non c'è. Quindi anche una società piccola che voglia vendere ha un tema di masse critiche, ma invece di fare 2 aste al mese ne farà una ogni 2 mesi. Farà un'asta di 38 vetture e la può fare tranquillamente. Chiaro. Prego. Ci sono 3 microfoni. Ok, va bene, chiedo uno. Ce n'è solo 2? Chi si è fregato il microfono? Ah, ok.
Dunque, la prima volta che mi hanno parlato del leasing mi avevano raccontato che il bene rappresentava un valore aggiunto, la proprietà del bene rappresentava un valore aggiunto. È da stamattina che ho la sensazione che possa essere più un problema che non più un valore aggiunto, quantomeno se gestito non con adeguata accortezza. Il dottor Zero ha rappresentato, credo con grande precisione, quella che almeno per quel che riguarda Unicredit è la miscela ottimale, cioè l'incontro di strategie tra l'insourcing e l'outsourcing a seconda dei prodotti e delle loro peculiarità. Mi piacerebbe chiedere al dottor Martinelli se la miscela ottimale del suo istituto è fatta degli stessi ingredienti oppure se li mischiate in maniera differente. Sì. Buonasera. Allora, anzitutto difformemente dall'Unicredit noi siamo una banca che poi è incorporato alla società di leasing, che era però di modeste dimensioni, fungeva da captive rispetto alla banca, quindi con dimensioni diverse, quindi rientra più nella seconda ipotesi che ha fatto il dottor Canciani. Quindi rispetto a Unicredit insomma rapporti diversi, e in questa fattispecie io vengo dalla società di leasing, quindi posso parlare. Noi avevamo sempre scelto l'outsourcing per qualunque tipo di prodotto? Allora, parliamoci chiaro, per l'immobiliare fino a qualche tempo fa era talmente raro il default che si parlava di... non costituiva un problema, non era un problema degno di dimensione, mentre invece sia nel targato che nello strumentale, piuttosto che nell'ausilio dei collaboratori, periti esterni, quindi per tutta quella rete di professionisti e tecnici che ci sono necessari per valutare il prodotto, certamente una società di piccole dimensioni non può, secondo me, non fare a meno dei professionisti, anche perché i professionisti stessi e gli outsourcer convenzionati ti aggiornano, quindi ti danno anche un portato che secondo me riesce a determinare sia nell'ottimizzazione del processo che nella massimizzazione nonché nei tempi di rivendita del bene il miglior risultato. Per una società... lei pensa, mi perdoni se anche lei pensa come il dottor Zero che ormai il settore del remarketing rappresenti un settore core del... Sì, lo è diventato, sì. Senz'altro. Io che sono in banca adesso e che abbiamo una divisione, una divisione, una parola forse troppo grossa, un dipartimento che gestisce non più la fase di erogazione ma gli asset vecchi, improvvisamente hanno scoperto una ricchezza di cui non conoscevano l'esistenza, invece che un problema. Certamente però questa ricchezza non è così conosciuta e se no si rischia di farne uno spreco, quindi sia negli asset, proprio nel ripossessamento, quindi nella rivendita dei beni. Ora riesco a ottenere dai vertici aziendali una maggiore attenzione per cercare di rinnovare tutta la filiera poi per la ridistribuzione degli asset, in modo da cercare di renderla maggiormente efficiente, perché è diventata un vero, cioè viene fatto dei specifici report su questa attività, cosa fino a un anno e mezzo fa neanche si pensava però di fare. Sempre focalizzando l'attività sull'outsourcing più che sul... Noi ora stiamo proprio rivisitando questo, perché negli immobili ad esempio era un settore dove sono stati qualche anno che l'hanno gestito attraverso, nel mio caso, servizi competenti della banca che gestivano gli immobili, i beni investimento, i beni non strumentali, quindi filiali da dismettere e quant'altro, però non ci sono stati quei risultati sperati, perché la problematica,
vendere un bene immobile in leasing è diversa da vendersi una filiale. Ecco, questo, cioè ci sono delle tematiche da affrontare, perché è un bene credito che il cliente non è così, al di là dell'oggetto, che sono sostanzialmente capannoni salvo qualche direzionale eccetera eccetera, ma anche in materia di compliance, come si diceva prima, di tutela del valore di mercato, di prezzo, di dovere di poter gestire poi, siccome l'importo andrà a deconto della creditoria complessiva della posizione, te devi riuscire a giustificare che hai venduto il bene a certi prezzi per evitare azioni di malagestio e quant'altro, e su questo tema nasce tutto un problema non di poco conto. Forse le strategie di bilancio frenano un po' i meccanismi di ricollocazione sul mercato, quantomeno dell'immobiliare, nel senso che l'esigenza di rispettare alcuni vincoli all'interno del bilancio poi non tengono conto delle realtà del valore commerciale dell'immobiliare in questo momento, o no? Questo forse in passato. Noi attualmente come provisioning e come allocazione siamo molto rigidi, quindi partiamo dalle perizie, dal valore. Francamente non è questo il problema. Il problema è che talvolta il valore di mercato che te devi ricercare, come accennava la società Remax che prima, può differire sensibilmente da quello che è poi il mercato, quindi te devi trovare la giusta media fra quello a cui puoi vendere, evitando, difendendoti da quello che è il valore, da quello che poi effettivamente ti darebbe una perizia non fatta con oculatezza. Quindi devi stare attento a ben periziare ogni singolo bene, perché le realtà sono specifiche, insomma, ecco. Il messaggio è che devi avere veramente, devi posare gli occhi sul bene e guardando veramente sul bene riuscire a determinare un prezzo e poi sia anche difendibile. Questa è un po' la difficoltà, e secondo me ci vuole un professionista accanto, però ecco, coinvolgo il professionista, chiedo al dottor Masi quali sono le strategie migliori per la vendita dei beni, visto che serve un professionista. Certo. Buonasera a tutti. Io sono il più fortunato probabilmente, perché tratto esclusivamente beni targati, mi sembra di aver capito che è il problema forse minore, però non è proprio così. Ora su questo punto approfondirei un attimino, cioè io sono un fautore insieme a BCA, che è una società multinazionale, la prima in Europa nel ricollocamento attraverso le aste. Diciamo, appena arrivata in Italia con loro ho fatto questa joint, per cui ho portato avanti un progetto che ritenevo interessante, cioè la ricollocazione del bene attraverso la totale trasparenza e diventare più partner con la società di leasing e non più considerato, come ero prima, il vero e proprio commerciante con una bella struttura che gli poteva fare tutti i servizi. Ma posso interrompere? Sì, perché approfitterei della presenza del dottor Ziero e del dottor Martinelli, perché questa idea di partnership è già la seconda o terza volta che emerge nel corso della giornata, e mi domandavo, ma gli istituti hanno piacere di avere dei partner oppure preferiscono effettivamente che questo genere di servizio rimanga un semplice servizio? Cioè c'è tutta questa voglia di creare partnership da parte delle società di leasing? Perché avere una partnership significa poi sentire anche il parere ed affidarsi anche. No, adesso al di là del significato che si dà alla partnership, per quello che riguarda la società dove lavoro, assolutamente sì. Non sarebbe impensabile gestire la complessità di una società di leasing post crisi delle dimensioni che abbiamo, senza avere veramente una partnership, direi, estesa con moltissimi fornitori. E infatti secondo me la capacità delle società di leasing è quella poi di riuscire a integrare, a fare la sintesi di fornitori diversi, di partnership diverse, perché poi alla fine deve essere la società di leasing che riesce sempre a guidare il processo.
Sono tutti cambiamenti, devo dire, a cui assistiamo giorno per giorno, perché veramente le cose stanno cambiando ogni giorno. Per me la risposta è assolutamente sì. Non so se... Sì, forse sì, per noi, anche per noi è sempre stato così, che la base, tant'è che i rapporti sono pluriennali, sedimentati, non è che non siamo aperti a altri rapporti, però si basa, e questo ci tengo a dirlo, anche sul rapporto fiduciario costruito anche nel tempo, sedimentato. Si tratta di società, o nel caso dei periti, insomma, che veramente ormai noi abbiamo cercato di capire loro e ragionare in maniera non da banche, ma sanno benissimo come quello che abbiamo bisogno. Noi non si costruisce in un minuto un rapporto con una società di leasing, sia dal punto di vista del perito, che il professionista ingegnere che ti aiuta, sia dal punto di vista addirittura di più dal punto di vista dell'outsourcer, il fornitore depositario, nei vari ruoli, perché abbiamo bisogno di parlare un linguaggio comune. Ecco perché non credo nell'estemporaneità di tutti riceviamo sulla nostra scrivania mail disparate, le proposte più incredibili. Ci vuole un attimo di per me, certo. di attenzione. Mi perdoni l'interruzione, dottor Masi. Assolutamente. Certo. È per questo che io sono seduto in mezzo, perché ho un partner e un futuro partner probabilmente. Ok. No, ma comunque, ritornando a quello che stavo dicendo prima, in questo momento ora io voglio essere un pochino più critico, se vogliamo proprio andare al punto tra partner e outsourcing, e vero e proprio depositario, come si veniva chiamati prima. Allora, era un rapporto estremamente commerciale prima. Oggi si va in un rapporto un po' diverso, perché dobbiamo curare degli aspetti completamente diversi, cioè innanzitutto, tanto per capirsi in poche parole, un bene targato oggi ha una variazione di prezzo che varia ogni mese, quindi a differenza di 10 anni fa che cambiava del 20% nel mese di dicembre, da gennaio, quindi era facile stabilire dei valori, aveva dei deprezzamenti abbastanza significativi solo nei 2 mesi dell'anno. Oggi, ora dire quotidiano è eccessivo, ma mensile sicuramente sì, quindi stabilire un valore attraverso anche un'azienda che ti dà dei dati a livello internazionale è importante, quindi c'è da fare un lavoro completamente diverso, come la logistica, che è un lavoro da intraprendere in maniera diversa. È chiaro che il trasporto, l'asporto chiamato dal cliente al deposito, è una parte importante da seguire e da curare, va fatta in maniera trasparente. Cioè io ora ho sempre perseguito questi percorsi qui e ho sempre cercato di rendere il più trasparente possibile, ma se diventa penalizzante anche per l'outsourcing, e qui diventa un pochino più critico, forse altri aspetti che richiedono un'analisi attenta e degli investimenti da parte nostra a livello tecnologico ne risentano. Questo è un aspetto forse più da osservare, come per esempio, ora per concludere, ma la tecnologia è una cosa importante, cioè un'azienda come la WCA che ne usufruisce molto, un'azienda come la mia che ne fa molto uso, che ha investito molto sulla tecnologia, è importante. Ora l'azienda partner, cioè il mio cliente, se poi per vendere un bene, tanto per capirsi, ha dei processi interni dovuti alle proprie policy, dovuti a tanti mille motivi, dei processi per cui, come abbiamo visto anche per Unicredit, corre dei mesi per poter mettere in vendita beni. Corre dei mesi, dei periodi molto lunghi, per metterli in vendita, e dopo aver risolto tutti quelli che sono i processi per poterlo fare, ci vuole mediamente dai 16 a 17 giorni per venderli materialmente, cioè dopo aver fatto tutti i processi, aver creato un'asta e averli venduti, dopodiché mediamente, quindi chi ci mette meno, ma sicuramente chi molto di più, ci vuole 17 giorni, che fra l'altro è un numero non bello, però indipendentemente da 17 sono troppi. Cioè se si vuole usufruire della tecnologia, oggi la tecnologia viaggia a delle velocità pazzesche, quindi per far questo e per approfittare della tecnologia bisogna anche cercare di essere molto più veloci. Paolo, il dottor Lorenzoni, mi sembra che a questo punto tu possa intervenire sempre portando la voce dell'outsourcing. Ma diciamo, il mio settore ancora più, come dire,
è un settore in cui si evidenzia ancora di più e si acuisce il problema degli altri settori, perché intanto, principalmente lo strumentale. Perdonami se ti interrompo subito, la miscela ottimale che hanno rappresentato il dottor Zillo e il dottor Martinelli tra insourcing e outsourcing, ti torna? Allora, mi torna, dipende molto dalle dimensioni e soprattutto dalle necessità e dall'organizzazione interna delle varie società di leasing, è ovvio, perché noi che ci comunque tentiamo di dare un lavoro un po' customizzato, mi dicevano stamani, il termine mi piace, bisogna tenere conto di come internamente è organizzata una società di leasing e di cosa realmente ha bisogno, quindi bisogna creare il vestito in modo sartoriale. Diciamo, la miscela insourcing, outsourcing secondo me è una miscela vincente in assoluto, poi bisogna entrare nel dettaglio. Secondo me alla fine può diventare un falso problema, può sviare, perché il vero problema è vendere al meglio. Abbiamo parlato di sistemi, però secondo me bisogna parlare anche di performance, perché è lì che si gioca la partita. Quali sono le tutto è bello, tutto è buono, però poi bisogna lavorare. Ora io mi posso riferire ai beni strumentali, diciamo che è il settore in cui opero ormai da 28 anni, quindi comincia a essere ho visto vari momenti della storia del leasing, ho assistito a vari cambiamenti, a varie cose, ma in sostanza poi la società di outsourcing deve essere un grande laboratorio, no? In cui si tiene conto di tutto, delle moderne tecnologie, si tiene conto del web, si tiene conto di tutta una serie di fattori e si cerca di ottimizzarli. Non ultimo l'omino con la valigina che va a giro per il mondo a dare l'informazione, certo, ovviamente regolato e pianificato. Non ultime tutte le tematiche, le problematiche afferenti alla vendita dei beni strumentali. I beni strumentali sono beni disomogenei, non sono beni omogenei, quindi il discorso di uniformare delle procedure diventa un po' complicato dal punto di vista sia dell'outsourcing, ma anche se uno decide di farlo internamente, in housing. Quindi diciamo ci sono tutta una serie di problematiche. Ripeto, io vivo l'outsourcing come un grande laboratorio. Per quanto riguarda la partnership, diciamo, il sistema partnership, la parola partnership è un po' generica. Io direi, sintetizzando, che bisogna trovare un sistema, un circolo virtuoso, che poi è il dovere di qualsiasi imprenditore. Io parlo da imprenditore esterno, ma mi metto anche nei panni della banca come impresa. Cioè, il circolo virtuoso è il centro di un'azienda. Che vuol dire? La bravura dell'imprenditore sta nel trovare un sistema preferibilmente circolare, in cui tutti abbiano la convenienza a lavorare al meglio. E questo secondo me non è così scontato come metodo o come sistema. Non è così scontato perché una partnership autentica deve prevedere che l'outsourcer si mette nei panni e vesta la maglietta della società di leasing, ma anche che la società di leasing vesta la maglietta dell'outsourcer. Che vuol dire? Bene, vendimi questo bene, vendimelo bene, fammi la pubblicità all'estero, vai in Kazakistan a portare l'informazione, fai quello e fai quell'altro. Poi però quando si arriva in fondo bisogna che capisca che dietro questo lavoro ci sono dei costi e dietro questi costi ci vuole il rispetto di quelli che sono i risultati, cioè bisogna che tengano conto anche di tutte le problematiche dell'outsourcer, perché spesso e volentieri questo non accade, non viene tenuto conto di tutte quelle che sono le spese anche logistiche afferenti a una posizione. Quindi c'è da crescere. Se vogliamo parlare di partnership, secondo me c'è da crescere, ma da crescere insieme. Vincente sarà chi troverà un sistema per il quale l'outsourcer è felice e fa sorrisi da orecchio a orecchio e la banca altrettanto. Vincente sarà quello. Poi cosa credo? Che il sistema misto sia quello vincente effettivamente, come in tutti i sistemi. I chiaroscuri nella vita sono importanti. Chi viaggia di nero o di bianco non arriva molto lontano. Quindi i chiaroscuri sono importanti, vanno personalizzati. E poi soprattutto la banca si deve fare un pochino carico anche di capire, se intende prendere una partnership, quali sono le problematiche della controparte. Ecco, in questa
miscela, mi sembra di capire però che l'immobiliare sia il settore che più difficilmente si lascia in outsourcing, è più concentrato internamente, però l'esperienza di Remax e del dottor Bernardi mi sembra che offrano altre tipologie di prospettive. Assolutamente, noi andiamo in direzione contraria rispetto al mercato, perché abbiamo stabilito ormai da 5 anni diverse partnership con diverse società di leasing, e se durano da 4-5 anni è solo perché i risultati ci sono, perché ripeto, noi abbiamo un investimento e un costo fino al momento del rogito, quindi se noi non vendiamo non guadagniamo dei soldi, se noi non vendiamo la società di leasing ci caccia, quindi è veramente di una semplicità disarmante. Io vorrei condividere però la nostra esperienza in termini di outsourcing, perché noi siamo in Italia dal 96, quindi quest'anno facciamo il 20ennale, non siamo anzianissimi ma non siamo neanche dei ragazzini in Italia, e ricordo negli anni 2002-2003 dove tutte le reti in franchising, in quel momento dove si facevano mutui in modo diverso rispetto adesso, si sono lanciate in un settore che non faceva parte del loro core business. Voi sapete che tutte le società immobiliari si crearono una rete di intermediazione finanziaria. Noi siamo state l'unica società a non percorrere questa strada, perché ritenemmo di saper fare una cosa fatta bene, e volemmo continuare a fare solo e esclusivamente questa. Ci presero in giro in quel periodo, perché comunque tutti fecero grandi margini dal mercato dei mutui. Poi guardando oggi come siamo posizionati noi, come sono stati posizionati i competitor, forse il fatto di far fare mutui nella nostra rete a banche che fanno questo come mestiere è stata la scelta vincente, e riteniamo che ci debba essere della reciprocità. Quindi pensiamo che per una banca, per una società di leasing, entrare in un mercato veramente complesso, perché il mercato immobiliare poi è complicato, perché ha troppe dinamiche frammentate e troppe dinamiche locali, e per entrare in tutte le dinamiche locali, perché poi addirittura nelle stesse città ogni zona industriale, ogni zona ufficio ha le sue sottodinamiche, quindi riteniamo che l'affidarsi a una società esterna dove ci sono professionisti specializzati che conoscono il tessuto imprenditoriale della zona sia una scelta vincente. Tra l'altro ho visto prima i dati sui tempi medi di vendita, che parliamo di 3 anni, 3 anni e mezzo. Ecco, se noi dovessimo aspettare 3 anni, 3 anni e mezzo per vendere un immobile saremmo già falliti, cioè i nostri tempi di media oscillano tra i 3 e i 6 mesi. Cioè, quindi, dai 3 ai 6 mesi. Sì, se un immobile va in vendita al prezzo giusto lo si vende subito, anche in questo mercato. Il problema è il prezzo giusto. Il problema è il prezzo giusto. Allora, il prezzo giusto, se la società di leasing o la banca si fida, e qua va fatto un atto di fiducia della valutazione che viene fatta in relazione ad un'analisi di mercato scientifica, perché non è che andiamo a sensazione, ma andiamo con dei dati precisi sul mercato. Quello che accade è che gli immobili si vendono in tempi rapidi, perché poi molto spesso si parla di immobili brutti e immobili belli. In realtà non è vero, non ci sono immobili brutti e immobili belli, ci sono immobili al prezzo giusto e ci sono immobili al prezzo sbagliato, perché io dico sempre ai nostri partner: scusate, nella zona peggiore della città, l'immobile peggiore della città, i nostri partner dicono: beh, quello non si vende mai, ma lei a 1.000 euro lo comprerebbe? Beh, a 1.000 euro sì, ecco, quindi un acquirente c'è. Quindi è solo una questione di identificare il prezzo giusto. C'è un fenomeno di aste deserte che sembrano smentire però quello che lei sta dicendo, c'è un fenomeno di immobili invenduti rilevantissimo. Certo, perché la clientela non è molto propensa a comprare all'asta, cioè si pensa che l'asta sia uno strumento. In realtà con altre 4 banche noi abbiamo, tra l'altro anche di dimensioni importanti, noi abbiamo messo in piedi un meccanismo, perché quando si parla di aste non si parla di immobili di leasing, ma si parla di immobili residenziali. Abbiamo messo in piedi un meccanismo, perché quando si va all'asta il problema è che all'asta si esce tutti perdenti, perché esce perdente il cliente, esce perdente la banca, e tra l'altro il cliente molto spesso ignora che se alla banca non viene soddisfatto il suo debito, il debito resta. Quindi abbiamo messo in piedi un meccanismo che esclude l'asta, ma cerchiamo di vendere l'immobile con una serie di attività di marketing precise, per far sì che non si vada all'asta, ma si venda l'immobile
prima di andare all'asta, ma proprio perché le aste vanno deserte, perché poi il cliente, cioè la persona che vuole comprare casa per viverci, perché questo è l'80-90% del nostro mercato, cioè, vi faccio una domanda, ma quando voi cercavate casa per voi stessi siete andati a vedere le aste? Io che faccio questo lavoro no, perché sinceramente quando cerchi, cioè l'acquisto di un immobile è un acquisto emozionale, quindi non hai voglia di andare dove c'è una situazione problematica, tu stai comprando una casa per la vita, per crearti una famiglia, per tutta una serie di motivi, quindi l'ultima cosa che pensi è andare a fare lo speculatore. Questo è uno dei motivi per cui le aste vanno deserte. Una complicazione in più dell'immobiliare, che già mi pare sia un settore abbastanza complicato in sé, subentra nel momento in cui il conduttore originario è soggetto a procedure concorsuali, fallisce, e allora c'è anche il tema e la problematica di come gestire il credito o l'immobile nelle more della procedura fallimentare. Quando ci siamo sentiti per preparare un po' i lavori di questa tavola rotonda, il dottor Martinelli ci ha spiegato quali sono le strategie della gestione delle procedure fallimentari da parte di Banca Etruria, e c'è, mi pare di aver capito, la procedura di tentare con ottimi risultati l'insinuazione dell'intero credito, sia scaduto che scadere, con riserva di comunicare l'esito della ricollocazione sul mercato del bene. Ma vi va sempre bene davvero? Cioè riuscite a... Allora, diciamo che in realtà quello che mi interessava sottolineare quando ci siamo sentiti questa sentenza del 3 settembre della Cassazione, che anche se non era una novità ma ha avuto la dignità della cronaca del Sole 24 Ore, dove andava, mi pare la 17577, ma non so se mi memoria, dove ribadiva già una vecchia sentenza dove in poche parole disciplinando contratti pendenti, ovvero quei contratti che al momento della dichiarazione di fallimento non sono stati risolti, cita la seconda norma di diritto positivo uscita sul leasing, che è il 72 quater. La prima è una legge del Mezzogiorno, la terza è quella uscita ora con la riforma del concordato preventivo, e dove fortunatamente dice belle cose, nel senso che dice che hai diritto alla restituzione del bene, che ai sensi del 67,3 lettera A non ti possono venire a chiedere la restituzione dei canoni percetti, e poi però iniziamo a parlare di insinuazione al passivo, e lì c'è una parte, diciamo, che è assodata, che è il credito scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, quindi canoni, interessi, e poi c'è una parte... alla data di risoluzione. No, se è pendente non se c'è la risoluzione. Certo. E poi c'è, diciamo, i crediti a scadere, no? Per quanto concerne... E questa sentenza, malgrado che ci siano, c'è una sentenza, c'è un tribunale mio personale che ho gestito io di 3 giorni fa, che ho insinuato tutto, però insomma veramente anche un tribunale importante, però insomma sostanzialmente ribadisce la Cassazione una sentenza precedente del 2011 dove dice: guarda però che per i canoni a scadere tu non hai diritto a insinuarli, perché il 72 quater letteralmente parla di insinuazione dell'eventuale credito come differenza tra il valore normale del bene, tra il debito residuo alla data a linea capitale e il valore di mercato, il valore del bene, che deve essere rivenduto al valore di mercato, dice anche l'altro aggancio. Altrimenti che succede nei fallimenti? Lo sa meglio di me: entro un anno dalla dichiarazione di definitiva esecutività dello stato passivo puoi fare la tardiva ex articolo 101, poi si entra nel campo dell'ultra tardiva, che deve essere motivata, e vieni dietro. Ora il problema qual è? Tornando poi al nocciolo di oggi.
Quindi che ci stanno dicendo? Al di là delle tecniche che poi posso utilizzare per cercare di insinuarlo, fammelo opporre, poi andare... Perfetto, però in fondo bellissima la statistica da Silea, si sta vendendo, ma quant'è che non si sta vendendo e quanto è che abbiamo i beni fermi da anni? 3 mesi a sentire il dottor Bernardi. Purtroppo il dottor Bernardi non lavora per tutti per ora, poi non so se vedremo, ora fra poco deve venire da me veramente a vedere se si, quindi ha detto una cosa vera. Se ci ascoltate. No, io l'ho registrata oggi perché meno poi dopo. Allora, no, a parte gli scherzi, il problema è che te, quando si parlava di malagestio, te non devi solo, secondo me, dimostrare che hai venduto ai valori di mercato, e è un problema, sono cause pendenti o dei fallimenti, peraltro 20 che hanno valori pazzeschi dati, quindi con curatela, ma anche che te hai usato bene il tuo tempo, cioè te che veramente ti sei messo a cercare di venderlo sto benedetto bene. E quindi io personalmente, che ora da luglio mi hanno dato questo regalino di rioccuparmi di questo settore che era anni che non me ne occupavo più, degli immobili che erano gestiti in house, io ho difficoltà per certuni di dimostrare che ho fatto in questi 3 anni di concreto, tranne proporlo alla filiale vicina, tranne mettere un cartello vendesi, cioè in poche parole sto dicendo, e volevo provocare un po'. Ricordiamoci che dovremo dimostrare che cosa abbiamo fatto per vendere questo bene, perché questo potrebbe essere un'azione risarcitoria che ci esponiamo, questo era quando si parla di rischi di compliance, e che ci può aiutare anche a poi trovare un valore in abbattimento di anno in anno come facciamo noi. Però quindi il punto è che dobbiamo dimostrare, dobbiamo avere, come diceva, per ritornare alla presentazione introduttiva, un percorso certificato, un workflow certificato che ci dia il senso di vedere questo bene come noi facciamo per cercare, poi nei limiti del nostro possibile, di rivenderlo, perché questa gestione che noi abbiamo avuto, che molti fanno in maniera un po' suggestiva, artigianale, quando è in house, il bello di un outsourcer, da tanti anni non si fa outsourcer, si è fatto outsourcer di tutto, è che devi, per fare una cosa seria, buttare giù un processo, mettere punti di controllo, come si fa nell'organizzazione, fare delle attività e mettere punti di controllo. Nel buttarlo giù già lo disegni, finché era in casa poteva essere un po', no? Quando c'è un processo, un outsourcer lo devi mettere punti di controllo, primo livello, secondo livello, eccetera. Quindi avere un processo un po' così, informale, artigianale, queste si vendono tramite banca, mi fa un po' paura in generale, e credo che prima o poi ci picchieremo la testa con i vari fallimenti, e quindi il mio messaggio è un po' di dire attenzione, che non è solo vendere, è anche perché non abbiamo venduto a cui dobbiamo rispondere, e che cosa abbiamo fatto nel tempo. Con un outsourcer lo puoi fare, perché uno fa best level, gli dai tutta una serie, da solo è più difficile. E con l'outsourcer non è un problema avere la dimostrazione dell'aver venduto al prezzo giusto? No, con l'outsourcer sei legato a dover definire un processo, a definire dei tempi, a definire dei modi, quindi a valutare le performance e quant'altro. Quando c'è una gestione così un po' spontanea della rivendita dell'immobile, consentitemi, si rischia, come di altri beni, si rischia poi di perdersi nella notte dei tempi, perché ci sono, ne so, noi si è provato tramite le nostre filiali più vicine, no? Però è tutte cose un po' così, estemporanee, passatemi il termine, è finito il tempo, sono asset, vanno ben certificati, se c'è anche una parte la gestisce la banca che sia tempificata, siano notati i tempi e modi di come viene gestita, perché ne dovremo rispondere, oppure perderemo ulteriormente nei confronti di curatori, nei confronti di garanti, nei confronti di clienti, al quale poi magari fra 4 anni che ci abbiamo fermo questo benedetto immobile, andiamo a rivendere il bene, chiediamo il delta di differenza e magari ci vengono a dire, dice, ma che avete fatto sti 4 anni? Perché cioè, sono facili opposizioni, Ora parlo più dal mio lavoro che quello del contenzioso, però certo. Ecco,
Certo. Non so se posso aver dato un contributo un po'. Non so se tra voi ci sono domande o ce ne sono da parte della platea o spunti di riflessione. Io una domandina l'avrei. Prego. Cioè, la domanda che vorrei farvi è, ma A chi? A tutti. Cioè, se devo andare a fare un mutuo, vado in un'agenzia immobiliare a chiederlo? No, vado in banca. Se devo comprare un immobile, Voleva fare una vado in domanda banca retorica. a chiedere di un immobile? No, vado in un'agenzia immobiliare, quindi tanto semplice. Io non l'ho capita. Ah, ok. No, questo mi era. Va bene, ci sono domande? Va bene, allora chiudo la tavola rotonda ringraziando tutti i partecipanti. Grazie.